Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo arrivati al 24 settembre 2020 con calcio e mercato. Oggi c'è tanta roba, ad iniziare da Prince Boateng che ritornerà a casa Milano quasi, alla corte di Galliani e di Berlusconi. Parleremo naturalmente di quello che c'è in casa Cosenza, in casa Regina, con degli amici ospiti come al solito collegati con noi, chi via Skype, chi via telefono. Io comunque vado subito a presentare gli ospiti. Grazie a Vincenza Gallo. Ciao, benvenuti, buon pomeriggio a tutti. Che sarà con noi anche per oggi una mia compagna di viaggio e d'avventura, e grazie a Pier Giorgio Giorno di Cosenza Posta e Lupi si nasce, lui che si occupa principalmente di calciomercato. Grazie Franco. C'è tanta roba. Io intanto sì, vado oggi a salutare c'è tanta roba. Attilio Malena che dovrebbe essere con noi. Un primo saluto a volo. Attilio, ci sei? Mi sento forte e chiaro, buon pomeriggio a tutti. Grazie, grazie. E poi dovremmo avere Danilo Pagni, vediamo se il nostro direttore sportivo è con noi al telefono. Danilo, ci sei? No, è caduta la linea. Allora, torniamo in studio in attesa di Danilo Pagni. Allora io direi di partire immediatamente con Pier Giorgio Giorno. Per quanto riguarda il discorso delle calabresi, partiamo dal Cosenza. Sì Franco, allora il Cosenza in questi minuti si sta muovendo, quindi è di pochi minuti fa appunto la notizia che la fumata con l'attaccante del Monza, Ettore Liozzi, è veramente ad un passo. Per la verità Trinchera sono più di 10 giorni che sta lavorando sotto traccia per questo attaccante. All'inizio non si era concluso per una differenza tra domanda e offerta. In questi minuti sembra che il Monza, come hai detto tu, soprattutto dopo l'acquisto di Kevin Prince Boateng, il Monza ha dato il via libera per la cessione di Liozzi. Quindi non sappiamo se Liozzi arriverà in tempo per la partita con l'Entella, però sicuramente da qui nelle prossime 24-48 ore sarà un prossimo rinforzo della squadra di Occhiuzzi. E fermati qua perché diamo subito la parola alla nostra Vincenza e poi vediamo se abbiamo in linea Danilo Pagni, altrimenti andiamo subito su Attilio Malena. Vai Vincenza! Franco, io effettivamente mi accordo con quello detto finora, con quanto detto finora da Pier Giorgio, perché abbiamo appena ricevuto l'ufficialità, quindi Gliozzi è un nuovo calciatore del Cosenza Calcio. Quindi è ufficiale, sì. Gliozzi, poi vedremo anche un piccolo video. Io ringrazio regia Enzo Leonetti, Luca Chito e Massimo Fino, insomma quelli che collaborano con noi per quanto riguarda la parte tecnica. Dovremmo avere un video di Gliozzi quando giocava nel Monza, non appena sarà pronto ve lo manderemo. Intanto partiamo con Attilio Malena. Attilio, tu ci sei, sì? Sì, assolutamente, è una trattativa pressoché definita, quella che porterà a questo punto Iozzi ad essere il nuovo attaccante di Roberto Chiuzzi. Per la verità il via libera del Monza, come abbiamo raccontato, era già arrivato la settimana scorsa, anche perché era palesemente un calciatore che non rientrava nel progetto. Dall'altra parte è chiaro che logicamente il calciatore con il suo entourage si è guardato intorno, c'era la possibilità che avrebbe potuto portare al Chievo, una possibilità che in queste ore è scemata. Il Cosenza è andato a scacco e il calciatore ha accettato definitivamente la proposta del club rossoblu, per cui non c'è nessun tipo di problema e prestissimo Iozzi diventerà un calciatore del Cosenza e si metterà a disposizione di Roberto Chiuzzi. Tutto questo a conferma di come avevamo raccontato sulla famosa questione di tempo, anche del ritorno di Balulì alla casa madre per ritornare a dimostrare il suo talento. Quindi Balulì e presto Iozzi prima di sferrare l'assalto per sistemare il centrocampo, per cui il mercato del Cosenza è solamente all'inizio. Mercato del Cosenza è solamente all'inizio, vediamo se siamo riusciti. Ecco qua, Danilo Pagni, grazie per aver accettato l'invito Danilo. Allora hai sentito Balui ieri sera ufficiale, ora arriva l'ufficialità per Gliozzi, ma tu che conosci tutti i calciatori, c'hai tutti questi ragazzi nel tuo database, chi è Gliozzi? Mi tracci praticamente un discorso tecnico del ragazzo? Che rilievo ha questo e che cosa ha avuto nel Monza? Che rilievo naturalmente? Gliozzi è un ragazzo del 95, che è un ragazzo che ancora non è esploso, è una scommessa e se Stefano Trinchera ha puntato su di lui, i fatti dimostrano che con le punte Stefano si sa fare, significa che sarà la scelta giusta. È un giocatore che lo conosco da ragazzino, ma ovviamente è una scommessa. E mi auguro di vincerla questa scommessa, perché è un attaccante che ha un ottimo potenziale, non solo tecnico, fisico, ma anche dal punto di vista psicologico.
però sai, è l'occasione della sua vita. Occasione della sua vita, diceva Danilo Pagni. Nel frattempo arrivano messaggi 345 921 1221, questo è il numero dove potete interagire con noi via WhatsApp. Vai Vincenza. Sì, arrivano messaggi, Franco, ovviamente su Gliozzi, qualche curiosità in più, io mi permetto nel frattempo di darla. Prego. Diamolo appunto come ufficiale, un attaccante, come abbiamo detto finora, in uscita dal Monza, sostanzialmente è di origine calabresi, che Franco, perché è di Siderno. È di Siderno nativo, sì. Esatto, 24 anni, ha collezionato in totale ben 144 presenze e ha segnato 17 reti nella stagione 2018-2019 con il Siena, più altri 2 reti nell'ultima stagione 2019-2020 con il Monza. Quindi... Vediamo il filmato, ecco, lo vedo già nel monitor di servizio, c'è un filmato che riguarda Gliozzi, un gol in appunto quando giocava col Sud Tirolo, mi pare, sì, no? Sì. Eccolo qua, c'è un cross da destra, c'è questa bella sforbiciata di Gliozzi, palla in rete. E come diceva Danilo Pagni, è un bel Marcantonio, ecco, qui c'è un buon piede destro, abbiamo visto che lo ha caricato e anche qui un po' un gol alla Riviera, cross dalla sinistra, lui si è fatto trovare pronto, eccolo qua, un altro cross alla sinistra e uno, come piacciono a Chiuzzi questi tagli e questi inserimenti, perché lui va tipo il Casasola, insomma, gli inserimenti di Bittante, sì. Ecco. Lo sto vedendo con voi per la prima volta e traggo questa impressione, questi tagli importanti, gli inserimenti, perché come insegnano a Coverciano bisogna rubare tempo e spazio agli avversari. Allora, Attilio, prima Pier Giorgio Giorno, vai. Gliozzi, come ha detto già Danilo Pagni, è una scommessa, perché in Serie B ha giocato poco e niente, ma a Cosenza anche la Mantia era una scommessa quando è arrivato qui. Quindi a livello di Serie C ha fatto un sacco di gol sia col Sud Tirol che con il Siena, quindi Trinchera negli ultimi anni ha dimostrato che sugli attaccanti ci vede molto bene. Sicuramente Gliozzi, quella di Cosenza, sarà l'occasione della vita. Poi parliamo di un giovane a 23-24 anni, quindi io dico che questo è un buon acquisto per il Cosenza, soprattutto se insieme a Gliozzi arriverà poi l'attaccante che si sta lavorando da giorni sotto traccia, che poi ne parleremo. Poi lo chiederò pure a Danilo Pagni, quanti giocatori mancano per comporre definitivamente la rosa? 5-6 mi pare che guarda Franco, noi dobbiamo essere onesti con chi ci guarda, siamo in netto ritardo, cioè se l'anno scorso ci siamo lamentati della partenza e mancavano 2 giocatori che, se la memoria non mi inganna, sono arrivati dopo la prima partita, sono arrivati Greco sì. e Rivière che erano svincolati, quindi l'anno scorso il 90% dell'organico il Cosenza già ce l'aveva. Quest'anno purtroppo siamo a un 55-60% dell'organico, quindi noi queste cose dobbiamo dirle, anche se magari siamo amici e condividiamo sia le scelte di Trinchera, stimiamo a Guarascio, però io, come ti ho detto prima, a microfoni spenti, errare humanum est. Perseverare è un po' diabolico, perché comunque andremo in questa prima giornata contro l'Entella purtroppo con 11 giocatori contati. 11 giocatori contati, però voglio dire, per la panchina ci sarà il secondo portiere, ci sarà Tiritiello, presumo, ci sarà di quello che diciamo ricordo Conè, Moreo, Litteri. E Balulì che è arrivato ieri sera. Balulì che è arrivato, quindi sono già 6, se dovesse arrivare Gliozzi sono 7, in panchina ne vanno 12, 7-12, vuol dire che per la prima si dovrà fare di necessità virtù e andranno 4-5 ragazzi della prima. Ma fermo restando che ne dobbiamo prendere ancora 6. Attilio Malena, allora, Cosenza ancora incompleto, bisognerà, come dice Pier Giorgio Giorno, serrare le fila? Ma io allargherei il discorso più che al Cosenza, almeno il 60-70% di tutte le formazioni di Serie B. Quest'anno, lo diciamo spesso, è un mercato particolare, un mercato che in particolare negli ultimi giorni regalerà colpi di scena veri, trattative che in questo momento appaiono lontani, calciatori che appaiono irraggiungibili negli ultimi giorni possono diventare ipotesi improvvisamente subito da poter concretizzare. È vero, al Cosenza mancano dal mio punto di vista almeno 5 calciatori, un altro attaccante, un ulteriore secondo me innesto anche in attacco, bisognerà capire cosa voler fare definitivamente di Litteri, anche se poi i segnali che arrivano sono quelli di poterlo confermare, almeno un altro, se non addirittura 2 centrocampisti, mancano gli esterni, manca probabilmente un altro difensore, per cui il lavoro per il direttore sportivo Stefano Trinchera sarà veramente molto, ma ripeto, la considerazione da dover fare è che così come il Cosenza non è solo il Cosenza
ad essere in ritardo, ma probabilmente rispetto alle altre formazioni il Cosenza è per strategia piuttosto che per necessità in questo momento si trova in ritardo. Si trova in ritardo, diceva Attilio Malena, ma le altre squadre come si trovano? Danilo Pagni, tu che hai un po' il polso della situazione. Ma Malena ha fatto un'ottima disamina, però dato che noi a Cosenza, a parte che siamo tifosissimi, non vogliamo soffrire come gli altri anni, quindi ci poniamo sempre anche da addetti ai lavori un po' di paura. Io sono convinto che questo staff di Occhiuzzi porterà continuità negli anni, quindi devono essere bravi, e sono certo che lo saranno, a creare un asse portante. L'asse portante in modo da cambiare poco negli anni e non doversi ritrovare a fine mercato a rincorrere sempre il famoso colpo. Il mercato è un mercato anomalo quest'anno, come vedete forse avevo detto che secondo me sarebbe andato al Venezia e così è stato. Io mi auguro che partiremo sicuramente, ne sono certo, con l'Entella, perché ho visto un po' il precampionato dell'Entella, per quanto si possa parlare di calcio d'agosto, ma io dico che se riuscissimo a partire col piede giusto, perché ho molta fiducia nel preparatore atletico e nello staff di Roberto, partiremo forte. Mi auspico e credo in una grande vittoria alla prima di campionato. Quindi, al di là degli arrivi, che è oggettivo che serve rinvinguare ogni reparto, e non dimentichiamoci mai che i giocatori più determinanti e incisivi ai fini dei punti sono stati Riviera e Asensio. Vero, Asensio che è finito proprio ieri al Pescara e Riviera, lo sappiamo tutti, al Crotone. Poi sentiremo nell'ultima parte anche la collega Claudia Berlingeri parlare appunto del Crotone di Riviera in particolare, che in questi giorni ha avuto un problema muscolare, quindi salterà la prossima sfida contro il Milan. Allora andiamo con i messaggi dei nostri WhatsApp. Vai Vincenza. Ce ne sono tantissimi, Franco. Io leggo uno che trovo abbastanza interessante, non che gli altri non lo siano, tanto avremo modo di leggerli. Sono tutti interessanti. Assolutamente. Allora, se dovesse il Cosenza, come stiamo dicendo, ufficializzare di fatto e quindi prendere Gliozzi, andrebbe a sfumare la trattativa con Yaya Sanogo. Sappiamo ancora qualcosa su Sanogo? C'è qualcosa che vuole in pentola? Quale curiosità? Dimmi, Piergiorgio. No, Sanogo è definitivamente sfumato perché è andato nella Serie B inglese, quindi è un nome che era stato proposto al Cosenza nei primissimi giorni di calciomercato. Di Litteri, c'è qualcosa del Lecco, un interessamente del Lecco, poi sentiremo anche Attilio Malena sul Litteri, ti risulta? Sempre me. Sì, allora su Litteri sicuramente il direttore sportivo Trinchera, sia Litteri che Moreo, cercherà di piazzarli in questi giorni. L'interesse del Lecco è stato solo un pourparlers, dobbiamo vedere nei prossimi giorni. Certo, con l'arrivo di Gliozzi lo spazio per Litteri e per Moreo si riduce sempre di più, anche perché, ripetiamo Franco, nelle intenzioni del Cosenza c'è quello di prendere un attaccante di grido che non è certo Gliozzi, cioè Gliozzi è un attaccante di belle speranze da lanciare, però il Cosenza deve prendere due attaccanti, perché noi abbiamo perso sia Asensio che Riviera, quindi non basterà sicuramente Gliozzi a appunto sopperire la mancanza di due bocche di fuoco, quindi Gliozzi io lo prendo per buono se affiancato da un centravanti di categoria. Ecco qua, un centravanti di categoria. Sentiamo Danilo Pagni, chi potrebbe essere? Danilo, allora, pista estera o pista italiana? Qui ci scrivono di Nzola, ma di Nzola l'abbiamo ripetuto parecchie volte di pettinare. Ma Nzola non è Nzola è un attaccante esterno, un giocatore da ripartenza, anche un tipo particolare. A me piace dai tempi di Francavilla, sì. Un ragazzo che secondo me ha raggiunto una certa maturazione. Ben venga il Carretta, il Baez, Nzola, serve un cecchino che si alternerà agli Gliozzi, poi magari Gliozzi esploderà, ce lo auguriamo tutti, perché secondo me è una buona operazione in prospettiva, però per buttarla dentro il gol è un'arte, poi ci sta che il giocatore da 3-4 anni non è mai esploso e quest'anno esplode, caso Gliozzi in B, però fare la spesa degli attaccanti in Serie B non è cosa facile, perché bisogna alzare l'asticella economica, magari patrimonializzare, acquisire. Io ripeto, io non mi sento di dare consigli, soprattutto a Stefano, con il quale ho un bellissimo rapporto, però da tifoso dico, se Falletti è andato alla Ternana, perché Avenatti non può andare al Cosenza?
Avvicinati poi un po' meglio, Nannino, nell'ultima parte. Dicevo, se Falletti è andato alla Ternana, non vedo perché una Venatti possa venire al Cosenza, faccio un esempio. Sì, lo avevi detto anche l'altra volta. Attilio Malena, allora focalizziamo il discorso sull'attaccante, futuro attaccante del Cosenza, pista estera o qualcosa in Italia? No, secondo me in Italia se ha le giuste condizioni, anche perché, ripeto, ci potrebbero essere delle condizioni e soprattutto delle opportunità che il Cosenza è pronto a monitorare. Dal mio punto di vista non servono solamente 2 attaccanti, 2 centravanti, a maggior ragione in un campionato lungo, tortuoso come quello della Serie B, servirebbero comunque 3 attaccanti, un giovane di belle speranze, in grado comunque di poter dare respiro ai 2 titolari, uno che va in panchina e che può subentrare e l'altro che poi viene schierato costantemente nel famigerato 3-4-3 di Roberto Chiuzzi, per cui non vedo perché, qualora chiaramente il calciatore dovesse accettare questo ruolo, poi dipende tutto dalla volontà del calciatore, se qualora realmente Litteri si vorrà mettere in discussione, non vedo perché non confermare Litteri, anche perché ritengo che se sta bene credo sia un calciatore assolutamente valido per la Serie B. Economicamente parlando è un calciatore che a Cosenza pesa, visto l'alto ingaggio. Ripeto, sono convinto anch'io come Pier Giorgio che se ci sarà l'opportunità di poterlo piazzare, a quel punto Litteri potrà lasciare anche il Cosenza, ma personalmente lo confermerei all'interno del trittico di attaccanti per una stagione che comunque ci si attende molto molto dura. Per quanto riguarda, tornando alla tua domanda, Franco, io mi aspetto sinceramente un'opportunità in Italia alle giuste condizioni. Poi qualora in Italia non ci sarà quel tipo di attaccante che cerca il Cosenza, allora si attingerà all'estero, ma priorità all'Italia. Priorità all'Italia, dice. Allora Vincenza, c'è qualcosa? Sì, assolutamente. Allora, Pier Giorgio, Baez, Carretta e Sacco, potrebbe affidarsi a questo tridente offensivo mister Occhiuzzi in prossimità proprio della sfida, la prima di Serie B KT per il Cosenza con la Virtus Entella? Vincenza, penso proprio di sì, che nelle intenzioni del tecnico Occhiuzzi ci sia questo tridente. Poi non lo so il discorso di Litteri perché non so quanti minuti abbia nelle gambe, però sinceramente è una delle ultime opportunità per Litteri, come si suol dire o la va o la spacca, quindi non mi sorprenderei più di tanto se all'inizio magari Occhiuzzi giocasse con 2 esterni forti come Baez e Carretta, con lo stesso Litteri al centro dell'attacco e ovviamente Sacco pronto ad entrare a partita in corso magari per cambiare proprio il volto della partita. Tant'è che ci sono questi 4 attaccanti, anzi sono 5 perché è arrivato Balolì ieri sera, quindi credo che Occhiuzzi almeno per l'attacco abbia dove poter scegliere. Perfetto. E allora abbia dove poter scegliere, ci chiedono di Tutino e Palmiero, lo spiegheremo subito. Tutino è finita alla Salernitana, stamattina su tutti i quotidiani sportivi nazionali la telenovela è finita tra Lotito e il suo agente, quindi Tutino alla Salernitana, mentre Luca Palmiero è finito al Chievo Verona con un biennale. Queste sono le ufficialità che riguardano questi 2 calciatori. Sì. Vai Vincenza. Franco, una domanda per te. Prego. Tornando sulla questione Litteri, un nostro telespettatore ti chiede cosa pensi tu della vicenda Litteri, ovviamente facciamo riferimento alla scorsa stagione, e quanto sei d'accordo nel mantenere Litteri in squadra, come dice Pier Giorgio, diamo una seconda possibilità, è giusto dare una seconda possibilità e cosa tu ti aspetti da lui? Guarda, io conoscendo il ragazzo ho avuto dei problemi legati purtroppo a un discorso di una cervicalgia fastidiosissima dai tempi dopo il Cittadella di Venezia, non si è espresso, ha lasciato Cosenza in maniera un po' così sbattendo la porta, abbiamo seguito tutto il discorso sui social eccetera, un botta e risposta insomma che non è stato sicuramente dei più tranquilli e dei più sereni. Detto questo è andato a Padova non è riuscito a realizzare neanche un gol. Il Cosenza lo ha ripreso perché il cartellino è di proprietà appunto della società rossoblù. Io mi auguro e spero, perché parlando con gli amici che fanno calciomercato e gli addetti ai lavori anche a livello nazionale mi dicono che Litteri ha delle buone e grandi possibilità. Ne parlava ultimamente benissimo anche Mimmo Toscano che lo ha allenato anche bene ai tempi della Ternana e di conseguenza io ho fiducia, un'altra possibilità gliela darei perché credo in Litteri. Poi vedremo il calciomercato quello che dirà nei prossimi giorni perché è una situazione in divenire,
quello che diciamo in questo momento, stasera andremo in replica, probabilmente ci smentirà qualcuno qualcosa e di conseguenza, però ripeto, a Litteri darei un'altra possibilità. Pier Giorgio Giorno, volevi aggiungere qualcosa? Volevo semplicemente aggiungere quello che hai detto tu. Sì, io darei una possibilità, almeno per queste 2 partite, fino della Spa, però so che comunque Occhiuzzi crede molto in Sueva per il discorso dell'attaccante giovane, cioè avere 2 attaccanti come gli Ozzi, Sueva è più un esterno, no? forti, però io so che Occhiuzzi quest'anno con le dovute cautele cioè ce l'ha il giovane in casa da lanciare, che è Sueva, quindi credo che se il mercato darà l'opportunità al Cosenza di piazzare sia Litteri che Moreo, credo che lo faranno. Scusami, le ultime 2 domande agli amici, vabbè, poi Attilio Manera resterà con noi mi pare fino alle 16, poi è impegnato come al solito, lo ringraziamo in anticipo. Volevo fare la stessa domanda su Litteri, volevo girarla, cara Vincenza, a loro due, ad entrambi. Partendo da appunto Danilo Pagni, Litteri, tu lo conosci bene, Ternana, Toscano, eccetera, Cittadella, Venezia, un'altra chance tu gliela daresti? Ma io onestamente mi mettete un po' in difficoltà perché non mi piace sentenziare, Franco, mi conosci, ma io cambierei registro, onestamente. Tra l'altro adesso la Lazio è andata in vantaggio con la Primavera del Cosenza sul rigore, la Primavera del Cosenza si sta ben comportando. Vi posso dire una cosa? Scusami, però... avvicinati, stai assistendo alla partita della Primavera tra Cosenza e tra Sì, Lazio è in vantaggio la Lazio sul rigore proprio adesso, il Cosenza si sta ben comportando. Ah, meno male. Questo live. Vi posso garantire una cosa, che il buon Stefano Trinchera sta valutando un profilo di un attaccante norvegese fortissimo che si chiama Tim Varainen. Tim Varainen, un attaccante norvegese, ci dice Danilo Pagni. Questa sì, è una bomba, lo puoi ripetere Danilo, perché noi siamo seguitissimi. Hai parlato di un attaccante norvegese di cui si sta vagliando il profilo, nome? Tim Varainen. Tim sta Varainen. Giocando in Norvegia, si sta giocando lo scudetto, un ex Borussia Dortmund. È un'operazione economicamente difficile, ma so per certo che a Stefano è stato proposto, questo è veramente un grande centravanti. Sta vincendo lo scudetto in Norvegia e quindi, come vedete, il nostro Stefano è diramato bene, dopo l'operazione gli stranieri davanti non gli sbaglia mai. Certo, questo è in scadenza a dicembre, la società pretenderà qualcosa, però so che ci sono 4 top club di Serie B su questo giocatore, però alla fine il giocatore vuole venire in Italia. Questo è un grande giocatore, un grande attaccante. Grande attaccante Tim Varainen. Attilio Malena, hai sentito che notizie ci ha dato il direttore Pagni? Sì, nel piccolo possiamo confermarla, è un attaccante che è stato proposto sia al Cosenza, ma come giustamente diceva il direttore in precedenza, ci sono almeno altri 3 club di Serie B a cui è stato proposto. La concorrenza è agguerrita, ma è uno dei nomi che rientra in quelli che attualmente il Cosenza sta valutando. È un finlandese, mi dice Pier Giorgio Giorno. È un finlandese. Dobbiamo salutare l'amico Danilo Pagni, grazie per questa notizia. Vai Vincenza. Io vi dico di rimanere sempre qua, un attimo ancora c'è la pubblicità. A fra poco. Attilio resta con noi, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E allora seconda parte di Calcio e Mercato del 24 settembre 2020. Allora insomma Danilo Pagni ci ha dato questa notizia su Tim Varainen. Ecco, hai già messo a fuoco il tuo database, Pier Giorgio, sì, vai, puoi leggere? In pratica è un finlandese alto più di 1,90 m, punta centrale, grande fisico, c'è anche delle presenze con la nazionale stessa finlandese, cioè se questo ha giocato con il Borussia Dortmund, quindi ha esperienza internazionale. Secondo me è un profilo difficile da prendere proprio perché si parla di un giocatore da un profilo alto. Allora, Elio Principato ci chiede, Elio Principato che salutiamo, ci chiede di Verà, abbiamo preparato qualcosina poi per questo colombiano che gioca appunto nella nazionale Under 21 del suo paese, ex Lecce, 8 partite con la formazione pugliese lo scorso anno in Serie A. E abbiamo anche delle ultime notizie. Io comunque vado a salutare Rocco Calandruccio. Buon pomeriggio da Reggio Calabria, Rocco.
Ciao Franco, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri amici. Grazie per aver accettato l'invito e per essere qui con noi. Allora, dici qualcosina sulla Regina, così apriamo il fronte Amaranto. Conferenza stampa di Toscano mi pare domani 12:30, giusto? Sì, 12:15, giù di lì, sì, esattamente. Sì, ieri però comunque ha parlato Taibbi, ha fatto un po' il punto sulla situazione, ha parlato un po' di vari argomenti, dal mercato, ad esempio ha spiegato le varie operazioni sia in entrata che in uscita. Un po' le operazioni in uscita sono state dovute al discorso degli over. La Regina lo scorso anno ha vinto un campionato con tanti giocatori over e quindi quest'anno è stata costretta a doverli cedere, però comunque allo stesso tempo ha dichiarato che comunque la Regina è stata tra le poche società attive in questo mercato e quindi diciamo cosa che non era facile vista la situazione economica un po' generale che colpisce soprattutto anche il mondo del calcio. Restando a parlare di mercato, ha fatto capire che ci saranno nuove operazioni, ad esempio sembra praticamente fatta per l'attaccante Nikola Vasic, questo attaccante svedese dalle origini bosniache che per quanto detto da Ibi, per lui rappresenta una vera e propria scommessa nonostante i suoi 29 anni, però è un attaccante su cui lui fa forte affidamento. Alto 1,93, insomma un giocatore molto molto fisico, e è una scommessa che la Regina spera di vincere, e dovrebbe essere fatta in difesa anche per quanto riguarda Jonek, mentre in uscita ha fatto capire che un altro dei possibili partenti sarà il centrocampista greco Sunas, che in quel ruolo, soprattutto sulla tre quarti, la Regina è abbastanza, è un reparto abbastanza, è una zona del campo abbastanza affollata, e quindi il greco è quello più candidato alla gestione. Resta un momento perché abbiamo i risultati della Coppa Italia di ieri e andiamo a vedere quello che è successo. Il prossimo turno, il secondo turno, Vincenzo, mi pare che dovresti avere, io vi anticipo già che il Cosenza giocherà con l'Alessandria esattamente mercoledì 30, non sappiamo ancora l'orario perché ieri l'Alessandria ha sconfitto la San Benedettese per 3-2, è una squadra dove ci giocano un po' di ex calciatori del Cosenza, Righini, Blondet, insomma è una bella squadra allenata da mister Gregucci, ex Salernitana. Andiamo con i risultati del prossimo turno. Leggiamo direttamente il secondo turno. Benissimo. Il 30 settembre giocheranno Cremonese Arezzo, Venezia Carrarese, Pescara Notaresco è una bella favola, un po' come quella del Castel di Sangro, perché la ricorderai ai tempi dell'attuale presidente Gravina della FIGC, il presidente del Castel di Sangro, dove giocava anche l'attuale allenatore del Pisa D'Angelo, e poi il vice capitano era Altamura, che salutiamo, Antonello Altamura, che attualmente è nelle giovanili del Cosenza Calcio. In bocca al lupo a lui e a tutti i ragazzi appunto delle giovanili, a tutti gli allenatori. È un paesino in provincia di Teramo, una Serie D, stanno vivendo un bel momento, veramente una favola, perché sono passati al secondo turno e sperano di incontrare qualche squadra importante di BODA. Andiamo avanti, Reggiana Monopoli, Cosenza, come hai giustamente ricordato, giocherà in casa al San Vito Marulla contro l'Alessandria, Empoli Renate, Ascoli Perugia, Brescia Trapani, Novara Cittadella e Teramo Regina. Teramo Regina, allora questa è la partita Rocco Calandruccio di Coppa Italia, ma io vado subito da Attilio Malena. Attilio, qualcos'altro per la Regina di Mimmo Toscano? Beh, il mercato della Regina credo possa offrire ancora molto poco, in realtà qualche giusta ciliegina sulla torta. Abbiamo raccontato di Vasic venerdì, confermiamo anche il discorso relativo a Tiago Cionek. Oggi dovrebbe essere il giorno giusto per quanto riguarda la definitiva fumata bianca per l'arrivo in difesa dell'esperto calciatore svincolato. Dall'altra parte chi lascerà la Regina è anche Marchi, che ha raggiunto un accordo di massima con il Ravenna, reduce da una stagione molto sfortunata, che lo stesso Marchi, nonostante la promozione, lascerà la Regina e a meno di clamorosi colpi di scena diventerà un calciatore del Ravenna, per cui la Regina credo sostanzialmente che con il difensore Tiago Cionek, con l'arrivo di Vichiara, con l'arrivo di Vasic in attacco, sia al 99,9% completa, a meno di opportunità dell'ultima ora. A meno delle opportunità dell'ultima ora, e vediamo nel frattempo
di andare avanti. Attilio, per quanto riguarda, voglio dire, il discorso di Coppa Italia, le squadre secondo te daranno importanza a questo secondo turno o manderanno, per chi se lo può permettere, le seconde linee in campo? No, mi aspetto che comunque nonostante tutto, viste anche le poche occasioni per cui si sono potute mettere in mostra in amichevole per via delle precauzioni anti-Covid, mi aspetto comunque che molte formazioni scenderanno in campo con la migliore formazione possibile, anche per amalgamare gli equilibri che poi si andranno a comporre nel corso del campionato. Saranno dei test probanti anche, perché no, per assistere a qualche favola interessante come quella del Notaresco. Allora, abbiamo qualche messaggio poi su Rocco Calandruccio per appunto come viene presentata questo esordio della regina Imbi dopo tanti anni. Vai Vincenza subito. Allora, una domanda particolare, perché giustamente mancano solo 2 giorni all'inizio del campionato e da fonti ufficiali il Cosenza, la rosa del Cosenza è quella che vale meno rispetto anche al Vicenza e alla Reggiana. Questo da Transfer Market, lo dobbiamo dire. Sì, questo è uno studio, ecco, se mi date la camera per cortesia, è uno studio questo che sta leggendo testé Vincenza, fatto da Transfer Market, il totale della rosa delle varie squadre. Puoi andare avanti? 6.700.000 euro. Chiedono i nostri telespettatori, è un dato di fatto sconfortante. Come bisogna leggere questo? Come bisogna leggerlo, per Giorgio? Io c'ho una mia opinione. Sì, guarda Franco, per fortuna comunque il calcio non vanno in campo i quattrini ma vanno in campo i calciatori. Il Cittadella ogni anno è al penultimo e al terzultimo posto di questa classifica, però puntualmente poi va ai playoff, quindi nel senso poi bisogna vedere il reale valore dei giocatori in campo. Quindi chiaramente è un dato indicativo per farci capire quali sono le squadre che spendono di più e quelle che spendono di meno, però fortunatamente poi parla il campo, cioè non significa che più spendi, più vinci, oppure non spendi, se no altrimenti il calcio... cioè, il Monza ha già vinto il campionato, io lo volevo chiedere sia ad Attilio Malena che a Rocco Calandruccio con questo Prince Boateng in arrivo alla corte di Berlusconi e di Galliani. Sicuramente la regina del mercato, su questo credo che non ci piova e sia la squadra che si sia allestita meglio in un mercato, ripeto, così complicato. Attrezzarsi così fa capire i piani importantissimi del Monza di Silvio Berlusconi, non potrebbe essere altrimenti. Conosciamo la storia personale del presidente Silvio Berlusconi e quando fa una cosa sicuramente non la fa per comparire, ma la fa quantomeno per tentare di vincere. Quindi Boateng è solo la ciliegina sulla torta per un mercato che è rinforzato e come il Monza. Sicuramente parte tra le favorite, regina del mercato sì, ma la Serie B è talmente imprevedibile che oggi ipotizzare delle griglie diventa complicato. Personalmente ci divertiremo con le griglie solamente dopo il 5 ottobre, anche perché si tratta di un divertimento, poi il campo dice sempre tutt'altro. E noi fino al 5 ottobre, amici carissimi, lo ricordo a chi ci sta seguendo e chi ci vedrà poi nelle varie repliche, andremo avanti con il calcio e mercato, poi a fine trasmissione vi dirò che da lunedì riprenderà il replay con tutte le specifiche del caso. Rocco Calandruccio, vogliamo presentare questo Salernitana che ha preso Tutino nelle ultime ore contro la Regina, che partita sarà? Voglio dire, a Reggio Calabria cosa si pensa di questo esordio della Regina di Mimmo Toscano, che salutiamo? Sì, c'è molta attesa, c'è molto entusiasmo, peccato non poterla seguire in trasferta, viste le restrizioni dovute al Covid, peccato perché sarebbe stata anche una bella festa, visto il gemellaggio storico tra le due tifoserie, quindi oltre allo spettacolo in campo avremmo gustato anche lo spettacolo sugli spalti. È una partita che comunque la Regina arriva bene a questa trasferta, a questo esordio in Serie B contro la Salernitana che, come hai detto tu bene, si è rafforzata con Tutino, che è un ottimo giocatore, però a Salerno sono incompleti su alcuni reparti, sì. E in più comunque non c'è un bel clima, viste le tensioni tra la piazza e la proprietà. Hai seguito praticamente quel battibecco tra Lotito, Cognato Mezzarome e alcuni tifosi della Salernitana, dove ha detto se c'è qualcuno che ha a cuore le sorti della Salernitana può venire tranquillamente, in
intavolare un discorso, noi ci possiamo fare anche da parte. Hai seguito? Sì, ho seguito, come ho seguito anche diciamo, la contestazione dei tifosi che hanno praticamente gettato tanti palloni all'interno del terreno di gioco della Rechi. Sì, questo prima. Questo prima, sì, però ho letto quello che dici tu, l'ho letto diciamo un po' così. Cioè a Salerno in sostanza la tifoseria ha capito che Esatto. questo giochino delle plusvalenze tra Lazio e Salernitana, lo sanno anche i muri, non va assolutamente bene, perché si arriva lì, si arriva al discorso playoff e poi si fa marcia indietro. Ma poi è già assurdo che una piazza importante come Salerno sia diciamo, utilizzata e considerata una Insomma, ci sono un po' di fibrillazioni in quasi tutte le squadre, tranne abbiamo detto il Monza, oasi felici ce ne sono pochissime anche in Serie B, abbiamo sentito l'altra volta il collega caporedattore del Corriere dello Sport Tullio Calzone parlare del Frosinone, il presidente Stirpe ha messo gran parte dei suoi dipendenti in cassa integrazione, ha avuto difficoltà e sta avendo difficoltà a cedere giocatori veramente importanti perché percepiscono degli ingaggi praticamente molto alti. Abbiamo delle domande? Lo stesso, sì. Scusami, andiamo con le domande prima. Rocco, una domanda per te. Sì. Taibi ha dichiarato nelle scorse ore che la squadra, la Regina, è stata migliorata notevolmente, ma che ancora ci saranno una serie di sorprese. Quali secondo te saranno queste sorprese? Quindi quali gli obiettivi da perseguire? Sul mercato dici? Certo. Sì. Sì, ma guarda, sicuramente la squadra si è rafforzata notevolmente, il livello si è alzato, penso che si farà ancora qualcosa penso sugli esterni, qualcosina a centrocampo, però credo che Taib ha fatto capire che oltre a Basic e Cionek ci potranno essere altri innesti, quindi credo che la Regina da qua al 5 ottobre qualche altro innesto lo farà. Sentiamo... Come anche mi aspetto, sicuramente ci saranno anche delle gestioni. Allora, Pier Giorgio Giorno, vuoi aggiungere qualcosa? Noi sentiamo Attilio Malena perché giungono notizie per Vera, come dicevo prima. Brian Vera, abbiamo un filmato, lo facciamo vedere perché sembra che il Cosenza praticamente stia lì. Noi usiamo poi il Cosenza. Allora, Franco, potrebbe diventare un giocatore del Cosenza. Sono onesto, non mi esprimo perché io anche prima di venire qui in trasmissione ho sentito un collega di Lecce e anche da Lecce dicono che il ragazzo è da 20 giorni in isolamento per il discorso che aveva beccato il Covid, quindi purtroppo è un periodo che non si sta allenando con la squadra e il ragazzo non si sa nemmeno se sia a Lecce, se sia tornato in Colombia, quindi prima di dare magari per certo Vera... No, noi usiamo il condizionale, capirei prima come sta il ragazzo, cioè come sta il ragazzo... Di questa idea del DS Trinchera, anche il Corriere dello Sport aveva un titolo l'altro giorno. È un ragazzo validissimo. Come idea, vogliamo far vedere il titolo del Corriere dello Sport, Enzo Leonetti, quando parlava nei giorni scorsi appunto di questa idea vera, che non è la pazza idea di Patti Bravo. Andiamo a vedere Corriere dello Sport, ecco, vediamo, intanto c'è un bel filmato, eccolo qua. Pescara su Pirola, Cosenza idea vera, questo è il titolo del Corriere dello Sport di qualche giorno fa. Ma infatti Franco è un ragazzo validissimo. Lo vogliamo vedere? Lo vogliamo vedere in un filmato? Vi do io qualche notizia nel frattempo? Vai. Dai, allora, partiamo con il filmato, regia, grazie. Ecco qua. Vera nasce a Saint-Louis il 15 gennaio 1999. Difensore del Lecce e della nazionale colombiana, esordisce nel 2018 nella seconda serie del campionato colombiano di calcio. L'anno successivo si trasferisce in Italia ed esordisce in Serie A nella partita Atalanta-Lecce finita 3-1 in favore della prima. Vera ha collezionato ben 8 presenze nella massima serie e il Cosenza potrebbe dunque aver trovato l'erede di Tommaso Dorazio come terzino sinistro. Il calciatore potrebbe giungere alla corte di mister Occhiuzzi non appena, come detto giustamente anche da Pier Giorgio Giorno, verranno rese note le sue condizioni di salute circa il Covid-19. Ricordiamo infatti che il calciatore era risultato positivo nel mese di agosto. Sì, ed aggiungo Vincenza, scusami, che il Lecce ha appena perfezionato sia l'ingaggio di Ajapong e sta per prendere Bois dalla Roma come terzino, quindi potrebbe realmente dare il via libera per la partenza di Vera, però come ho detto io prima dobbiamo vedere prima in che condizioni è il ragazzo.
Sentiamo Attilio Malena, Brian Vera, colombiano, le ultime tue. L'accordo tra il Cosenza e il Lecce c'è già da una settimana, non è un problema tra Lecce e Cosenza, è un problema, qualora realmente ci fosse, tra il calciatore e lo stesso club calabrese. La gente sta attendendo offerte dall'estero, ma il Lecce propende e spinge per la soluzione Cosenza. Al momento non è una trattativa fatta, non sarebbe una trattativa addirittura d'arrivo, però è giusto sottolineare come il Cosenza ha già trovato da una settimana abbondante l'accordo con il Lecce e il via libera è già arrivato. Per il Lecce non ci sarebbe problemi, ha già concesso il suo sì. Giusto per svelare un altro retroscena su questo calciatore, per il Cosenza potrebbe essere utilizzato alla Kolarov all'Inter, per intenderci, un difensore che può essere utilizzato nei 4, nei 5 di centrocampo, ma anche come terzo in difesa, per cui garantirebbe anche quella polivalenza in più a 2 reparti a Roberto Chiuzzi. Sì. Sentiamo, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, aggiungo Giorgio, a quello che ha perché qui detto nel frattempo Attilio. questi microfoni vanno Sì, e vengono. l'accordo tra Lecce e Cosenza, come ha detto Attilio, c'è già da una settimana abbondante. Il problema sta in Vera perché il giocatore, essendo colombiano, il suo entourage ha ricevuto, pare, qualche offerta dalla Spagna e quindi sta un po' tergiversando per capire se è meglio continuare l'avventura. Il Lecce vorrebbe mandarlo in Italia proprio per farlo ambientare al nostro campionato, mentre l'entourage del calciatore magari spinge per mandarlo in Spagna, quindi nelle prossime ore capiremo Vera dove andrà. E questo era per il nostro amico carissimo Elio Principato, che salutiamo, ci ha chiesto notizie. Come vede Elio, noi ci mettiamo subito in movimento e cerchiamo praticamente di essere al passo con i tempi del calciomercato. Tempo e spazio, ecco Verciano. Vincenzo. Pier Giorgio e Attilio Malena ovviamente, novità chiedono i telespettatori su Vignali e su Petrucci? Non lo so se vuole parlare Attilio oppure... Vabbè, uno prima uno l'altro, non è un problema. Allora, inizio io, poi magari... Non ci sono problemi. Sì, allora, guarda, su Petrucci e Vignali sono sicuramente 2 giocatori attenzionati molto da vicino da Trinchera. All'inizio sembrava molto vicina l'intesa con Petrucci, però da quello che mi risulta a me il calciatore comunque percepisce un grosso ingaggio all'Ascoli, quindi se magari Trinchera nelle prossime ore otterrà dall'Ascoli un incentivo all'esodo in modo che il contratto del giocatore possa abbassarsi, allora si potrebbe affondare il colpo su Petrucci. Per il momento è un calciatore che piace, ma sull'ingaggio ancora non ci siamo, mentre su Vignali potrebbe rappresentare veramente l'alternativa a Casasola, perché ormai Casasola si sa che è sfumato da diversi giorni perché si è accasato alla Salernitana, è un giocatore che ha vinto il campionato con lo Spezia, dove ha fatto 28 presenze, quindi qualora arrivasse Vignali, secondo me sulla fascia destra sarebbe veramente un grande colpo di categoria. Un grande colpo di categoria, Vincenzo. Allora, io volevo ricordare il nostro numero WhatsApp per interagire con noi, con Teleeuropa Calcio e Mercato, 345 912 1221. Dovrebbe essere questo. Vai. Sì, ancora per entrambi ovviamente, sia per Attilio che per Pier Giorgio. Zola, noi abbiamo parlato di Zola fino alla fine. L'oggetto del desiderio. Sì, che cosa sta succedendo, Attilio? Dacci qualche novità. No, personalmente non l'abbiamo mai accostato a Cosenza, parlo per me. Però è chiaro che sia un calciatore che al direttore sportivo Stefano Trinchera piaccia, ma viaggiamo su cifre completamente diverse da quelle che può investire il Cosenza su un attaccante. Piaceva addirittura al Crotone in Serie A, ha cercato di intavolare una trattativa, ma poi è andato su Riviera. Credo sia un obiettivo per il momento fuori portata. Poi è chiaro che negli ultimi giorni, come abbiamo detto, può succedere di tutto, ma personalmente non l'ho mai accostato al Cosenza. Ritornando sul discorso che faceva in precedenza Pier Giorgio, Petrucci e Vignali sono 2 giocatori sul quale il Cosenza sta lavorando e sono senza dubbio nei radar, per cui credo che a giorni ci saranno novità, soprattutto su Petrucci. Su Vignali servirà attendere qualche altro giorno in più, proprio per tutti i motivi che citava Pier Giorgio, per la vittoria del campionato, perché il calciatore comunque è richiesto da molte formazioni, sarebbe senza dubbio un gran colpo. Aggiungo sempre, scusami Franco, prego, perché mi arriva qualcosina sul Trapani, qualcosa sul Trapani dal Corriere dello Sport, dai miei colleghi della Serie C,
Vincenzo Sardo in particolare. Vai, vai. Sì, stiamo facendo questo ping pong con Attilio e aggiungo che... Ma guarda la gente che ti segue alla grandissima, Sì, sì. Questo ping pong va benissimo. Uno dei preferiti al centrocampo per Trinchera è Acampora, dello stesso Spezia, però per il momento Acampora ha fatto sapere che non si muove, quindi lui sa magari che lo Spezia sta facendo mercato, di non essere un titolarissimo, però vuole giocarsi queste sue chance in Serie A. Però nelle ultime ore di mercato quello che magari sembrava bloccato adesso si può sbloccare, quindi io terrei anche vivo il nome di Acampora perché è un profilo che piace molto sia a Trinchera che ad Occhiuzzi. Allora, io vi leggo subito quello che mi arriva dai colleghi, niente di certo per quanto riguarda il Trapani, però questa società rischia veramente di grosso. Attilio Malena, ti ho appena letto non è un'agenzia ma quasi, Trapani. E ovviamente è legato il discorso del Trapani, Anzolà, Pettinari. Lasciamo stare Pettinari, ma Anzolà, di cui si parlava prima naturalmente. Sì, niente contro il Trapani e la gente di Trapani che meritano assolutamente rispetto e vicinanza. Non c'è dubbio, sono d'accordissimo con te. Credo legittima, come si fa ad andare avanti in una situazione del genere? Addirittura ci risultano delle bollette non pagate, addirittura ci risultano delle mensilità non pagate. 4 mesi di stipendio arretrati, 4 mesi Trapani. Cioè non penso che ci siano le condizioni per poter disputare un campionato in una certa maniera, per cui se non si vuole commettere l'errore nuovamente, ne sono stati commessi tanti, di rischiare di falsare dei campionati, è bene che queste società, senza nulla contro il Trapani, vadano fermate in partenza e vadano accertate le credenziali economiche per accedere al campionato in partenza, altrimenti si rischia di falsare il campionato, in quel caso il campionato di Serie C, dove tante società fanno 1000 sacrifici per poter quadrare il bilancio. E su quanto ci sta raccontando Attilio Malena io vi chiedo ancora un attimo di pazienza, c'è la pubblicità, torniamo subito. Lo salutiamo nel frattempo, grazie ad Attilio. A voi. Ciao Attilio. Ciao. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte di Calcio e Mercato, allora arrivano tantissimi messaggi e poi ci mettiamo in contatto subito con Crotone e con la nostra Claudia Berlingeri. Allora andiamo a leggere qualche messaggio. Guarda, ne leggo 2 o 3 poi. Sì, subito perché poi... chiedono sempre Casa Cosenza se ci sono delle novità per quanto riguarda il centrocampo in vista della partita contro l'Entella, ma news proprio dell'ultimo momento, che sono quelle che abbiamo già, ovviamente come tu stesso hai detto Franco, finora raccontato. Sanogo l'abbiamo raccontato pure, che al momento è svincolato, e ti chiedono, Pier Giorgio, se hai novità, dato che risulta ancora ad oggi svincolato Capela. Su Capela non ho particolari novità, anzi io ho provato anche a chiamare il ragazzo ma sembra sparito. Portogallo. Dalle ultime notizie che erano in mio possesso si parlava di un interesse di un paio di squadre della Serie B portoghese, quindi lui è portoghese, dovrebbe quindi... andare lì, cioè, non so se ha firmato in questi giorni, però per il momento Capela poi non arriverà più, anche perché il Cosenza ha preso in grosso dal Pisa e ha confermato Tiritiello, quindi per il momento sull'out destro non c'è più spazio per Capela. Buon pomeriggio a Claudia Berlingeri da Crotone. Claudia, Gazzetta del Sud, grazie per essere qui con noi, ci senti? Grazie a voi, sì, grazie a voi per l'invito Franco, buon pomeriggio a tutti. Se forse sistemi meglio il microfono riusciamo a sentirti bene, diciamo. Allora, che c'è in casa Crotone dopo questa prima sconfitta 4-1 pesantuccia a Marassi contro il Genoa? Abbiamo letto e saputo di Rivière praticamente di questo infortunio muscolare, cosa bolle in pentola per questo Crotone-Milan, prossima avventura della formazione di Giovannino Stroppa. Sì, diciamo che insomma era prevedibile una sconfitta con il Genoa, visto che insomma anche il mister stesso aveva sostenuto che la squadra era in ritardo perché insomma sono arrivati giocatori tardi, quindi insomma la preparazione senza amichevoli tra l'altro è stata un po' sui generis come il periodo strano di oggi. La notizia dell'ultimo minuto, Franco, è che Ibrahimovic non ci sarà, perché è positivo al coronavirus. Scusami, ti puoi avvicinare il microfono come facevi prima, Claudia? Non ho sentito il passaggio. Chi è positivo al coronavirus? Sì.
Ibrahimovic del Ah, sì, Milan, sì, sì, per sì, cui sì, sì, sarà questo la sì, gara l'avevamo d'uscita. appena letto. E quindi insomma, nota dolente per il Milan, buon per il Crotone, visto che dovrà fare a meno di Rivière, che è andato a segno tra l'altro alla prima, all'esordio in Serie A, al Marassi. Quindi insomma le novità dovremmo vedere il minuto, visto che insomma i gol sono arrivati. Sì, va e viene il collegamento, questi wifi vanno e vengono. Claudia, facciamo così, noi andiamo avanti, magari ci mettiamo in contatto via telefono, va bene? Ah, benissimo, sì. Allora, a prego dopo. Enzo Leonetti dalla regia, e il numero di telefono ce l'ha, della collega Claudia Berlingeri di Gazzetta del Sud, da Crotone, così con un fermo immagine riusciamo poi a sentire le ultime novità di Casa Crotone. Vai Vincenza con Franco, i per messaggi. te. Per me? Per Ok, te, grazie. te le leggo. Quale sarà l'approccio al campionato secondo Franco Segreto da parte della squadra di mister Occhiuzzi, con una rosa corta, una preparazione non completa e con la mancanza di tutti i 90 minuti nelle gambe da parte di alcuni giocatori? Bah, cominciamo, sono 3 domande in una. Sì. Cominciamo a dire della preparazione. Mi pare che Occhiuzzi con quelli che ha avuto ha lavorato bene, veramente bene, insieme al preparatore atletico, lo abbiamo detto l'altra volta, Luigi Pincente, quindi io spero in quegli 11 corazzieri, praticamente lo zoccolo duro della scorsa stagione. Per quanto riguarda le sostituzioni, se ne possono fare 5, io penso che più di 3 non le farà Occhiuzzi, e non penso che sarà un Cosenza garibaldino e battagliero così come lo è stato nella parte finale dello scorso campionato, quando doveva rincorrere, ma dovendo fare, amici carissimi, per quanto mi riguarda di necessità virtù, il buon Roberto Occhiuzzi cercherà prima di non prenderle e poi magari di sfruttare il momento opportuno. Questo è il mio modesto parere. Beh, insomma, Franco, penso che sei stato veramente più che preciso e puntuale come al tuo solito, quindi Ti ringrazio. andiamo avanti per entrambi. Ricordate che lo scorso anno la Cremonese, il Pescara, il Perugia erano di gran lunga superiori al Cosenza, però sappiamo tutti come è andata a finire. Una considerazione in merito? Problemi di Giorgio. spogliatoio, ve lo posso Sì. dare io. Guarda, Perugia, problema di Per il spogliatoio. discorso che abbiamo detto anche prima, in Serie B non servono i nomi o quanto spendi per vincere i campionati, perché signori miei, il Perugia con la Juve Stabia sono scesi con 2 attaccanti che hanno fatto 20 gol a testa, cioè Conforte e Cogliemmello, quindi non servono i nomi, ma come diceva Franco serve il gruppo, serve l'amalgama, e da questo punto di vista il Cosenza è vero che in questo momento c'ha la rosa corta, però c'ha il vantaggio di avere Occhiuzzi in banchina, cioè Occhiuzzi c'è da una vita che è lì a Cosenza, conosce vita, morte e miracoli di tutti, e Bravo. quindi saprà sicuramente anche nella prima partita, pure che la coperta non è corta, di più, è cortissima, dobbiamo dire cose come stanno, però siamo sicuri che quegli 11 che scenderanno in campo e quei 2 o 3 che subentreranno nel corso della partita daranno il massimo per il mister di Cetraro. Vediamo se siamo riusciti ad avere il collegamento con Claudia Berlingeri. Franco, sì, eccomi. Ah, eccoti qua, finalmente via telefono siamo riusciti ad avere. Allora, stavi dicendo, vabbè, Ibrahimovic positivo Sì. al Covid, sì, lo avevamo letto prima di andare in trasmissione, Sì. aspettavamo una verifica. E poi insomma stiamo aspettando, dovrebbe arrivare tra oggi e domani Resa dall'Atalanta, Ah. terzino esterno di centrocampo. Insomma abbiamo visto col Genoa che il Crotone ha tanto bisogno di un buon esterno, visto anche il gioco che intende proporre Stroppa, che poi la mentalità che non è cambiata rispetto alla passata stagione, quindi modulo parecchio offensivo in avanti. Quindi, Al posto insomma, di Rivière chi giocherà, visto che Carbò dovrebbe passare, da quello che sono i siti di calciomercato e le nostre, diciamo, i rumors che arrivano e le nostre notizie, cioè le notizie in nostro possesso, dovrebbe passare alla Reggiana. Sì, io penso che avanzerà Messias come lo scorso anno, in attesa anche non solo che si riprenda Rivière, ma anche di un altro attaccante, perché
sia Ursino che il presidente Gianni Vrenna hanno detto che insomma dovranno prendere anche un attaccante, quindi entro il 5 ottobre Stroppa spera anche prima di riuscire a portare un buon attaccante per la Serie A, perché insomma abbiamo visto che la Serie A è tutto un altro sport rispetto alla cadetteria. È vero, sì, è un passo completamente diverso dalla B. C'è una domanda per te, mi fa segno la nostra Vincenza Gallo. Buon pomeriggio. Ciao Vincenza. Ciao. Allora, ti chiedono quali sono state le sensazioni in casa Crotone per quanto riguarda Riviera, ora a prescindere dall'infortunio, cosa pensate, quali sono gli umori e se è un calciatore che ad oggi vi sta convincendo? Beh, sicuramente per essere la prima di campionato all'esordio ha fatto bene. Chiaramente non ha i 90 minuti nelle gambe, per cui Stroppa sicuramente l'avrà tolto anche per questo. Poi abbiamo saputo anche dell'infortunio, quindi insomma, però sicuramente ha fatto bene. Sapevamo che comunque l'avevamo visto già l'anno scorso col Cosenza, che era molto bravo ad attaccare il primo palo, lo ha fatto anche al Ferraris, per cui insomma io direi che è partito molto bene. Sicuramente crescendo la sintonia con la squadra, crescendo anche lui in esperienza col passare delle giornate, è sicuramente un giocatore che potrà fare molto bene anche in Serie A. Grazie. Claudia, domenica alle 18 si giocherà, no? Diretta su Sky. Sì. Crotone. Sì, si gioca alle 18, Crotone-Milan, e ancora non sappiamo se ci saranno i 1000 invitati dalla società. Esattamente, in queste ore si sta decidendo per il 25%, si aspetta il CTA, il Comitato Tecnico Scientifico, e dovrebbe passare però per il 3-4 ottobre, appunto per quella data, il 25%. Uso il condizionale perché può succedere di tutto. Grazie Claudia, grazie Claudia. Grazie a voi per essere stata con noi. Noi ci risentiremo lunedì, perché lunedì riprenderà il replay e sarai come al solito al nostro fianco da Crotone. Con Grazie. molto piacere. Buon grazie, salutaci gli amici di Crotone. Grazie. Grazie. Vincenza. Allora Franco, ho un messaggio che mi chiedono esplicitamente di leggere, io non posso far altro che dare voce. Potreste ricordare al signor Guarascio che i giocatori che sono in scadenza entro il 36-2021 sono Saracco, Idda, Schiavi, Piano, Saracco, Idda, Schiavi, Legittimo, Bruccini, Sciaudone, Carretta e Litteri. Andrebbero rinnovati al più presto? Nessuno parla di questa situazione. Andate via zero negli ultimi anni, fa l'esempio giustamente di un Dermaco piuttosto che di un Perina, questi sono i casi più eclatanti. Cosa bisogna dire su questo, Franco? Bisogna dire che secondo me, una volta finito il calciomercato, visto che sarà un campionato un po' anomalo, poca preparazione eccetera, bisogna capire il progetto Cosenza. Io parlo sempre di progetto. Se riusciremo a capire tutti quale sarà il progetto Cosenza del futuro, avremo un'idea precisa. A quel punto io mi auguro, che l'ho detto l'altra volta, lo ripeto e lo ribadisco in questa sede, che il Presidente Guarascio poi faccia una conferenza stampa, ci faccia capire quali sono le idee, le sue idee principalmente, quelle future, del Cosenza futuro, e in quella sede chiederemo anche la situazione di questi calciatori. Per la verità, per quanto mi riguarda, sono 8, 7, 8, quanti sono? Guarda, sono precisamente 8. Andranno vagliati dallo staff tecnico e non sicuramente da Franco Segreto, da uno staff tecnico che vedo Chiuzzi con un triennale, Trinchera anche lui in scadenza di contratto, non sappiamo poi il Presidente Guarascio cosa vorrà fare del buon Trinchera, se non rinnovargli il contratto, magari dargli fiducia ancora. Questo poi lo apprenderemo quanto prima, e naturalmente è un progetto che riguarda lo staff tecnico. Io posso dire, per me 4-5 possono essere rinnovati, gli altri no. Questa è la mia idea. Beh, insomma, ripeto, sempre chiarissimo e anche molto schietto, perché sai Franco, poi è importante raccontare il proprio pensiero, anche perché non c'è dubbio. Io volevo sentire anche per Giorgio Giorno su questo. Non so se è d'accordo sul mio dire. Sì, Franco, come non essere d'accordo sulle tue sagge parole? Poi, futuro e chiarezza. Devi avere un progetto, il discorso è sempre quello. Il presidente Eugenio Guarascio ce l'ha un progetto, oppure
campiamo sempre alla giornata, così come si vuol dire. Se si vuole fare calcio in un certo modo bisogna avere un progetto, se invece uno si affida alla fortuna, al fato, oppure se le cose andiamo avanti come meglio si crede. Cioè, poi chiaramente poi sarà anche lo staff tecnico, ancora non sappiamo se rimarrà Trinchera, o Chiuzzi sicuramente sì perché c'è il triennale col suo staff, quindi saranno sicuramente loro a indicare al direttore sportivo quali sono i giocatori del Cosenza da mettere subito sotto contratto e qual è appunto l'ossatura sulla quale puntare per il futuro. E proprio su quello che ha detto prima Franco e su ciò che hai sottolineato adesso tu Pier Giorgio, scrivono vorremmo sapere che cosa intendete quando parlate di zoccolo duro della passata stagione, perché sostanzialmente noi non abbiamo più un Perina, non abbiamo più Capella, non abbiamo più Asensio, Casasola, Rivière e tutti quelli, esatto. Sì. Chi che resta? Allora, quel che resta, per quanto mi riguarda, glielo diciamo subito. Vabbè, così c'è Baez, Carretta, lo zoccolo duro come legittimo, Idda. Carretta, Bruccini, Sciaudone, Idda, legittimo. Cioè, e anche comunque in campo contro Lentella, bravo io. Franco, contro Lentella andranno in campo. Sì, è vero che mancano magari 3 top come Casasola, Asensio e Rivière, però è anche vero che lo zoccolo duro, l'anima della squadra sarà in campo, perché gente come Bruccini, come Sciaudone ha sempre dato l'anima per il Cosenza, gente come Baez, Carretta, Legittimo, Idda, cioè nel senso, poi è chiaro che la squadra, qua l'abbiamo detto dai primi minuti della puntata, la squadra va completata e va completata in fretta con almeno 5-6 elementi di categoria, però a dire che il Cosenza non ha un'anima non sono d'accordo, perché andranno in campo contro Lentella almeno 7/11 della cavalcata della passata Ma lo dicevamo stagione. prima, perché non tutte le squadre sia di A che di B si stanno proprio attrezzando. Poi in Franco, questo non so periodo, se per quello che abbiamo voglio detto, aggiungere, perché mi sono documentato anche su Lentella, anche Lentella verrà a Cosenza con i cerotti, perché questo stavo dicendo io. Ci saranno 3 assenze grosse, ci mancherà Schenetti che è il loro fantasista. Bravo, Schenetti il trequartista. Sì, ci manca il trequartista, infatti anche Tedino, proprio in virtù della sua assenza, sta pensando se cambiare il 4-3-1-1-2 che era il suo modulo, perché ci manca proprio Schenetti. Gioca pure a 3 lui. E ci manca anche i 2 attaccanti, cioè Mancosu e Rodriguez, quindi verrà anche una Virtus Entella un po' incerottata per gli infortuni. Hanno preso ultimamente Costa dal Bari. Terzino sinistro. Sì, però Tedino un po' si lamentava, ha detto sì, andremo a Cosenza, anche lui si lamentava un po' della coperta corta, però tant'è, fin quando non però io vorrei dire agli mercato... amici che ci seguono da casa, no? Se mi date la camera, e noi che insomma siamo attenti lettori poi oltretutto di quello che succede nel mondo del calcio, caro Pier Giorgio, anche si lamenta Castori a Salerno. Sì. Si sta lamentando Castori perché non ha un centrocampo, gli è stato smantellato il centrocampo, con le assenze di Tizio, di Caio, Akpak Pro che è andato via alla Lazio, si trova senza centrocampo, voglio dire il solito centrocampo che conoscevamo tutti, robusto, maestro, eccetera, di Tacchio dei tempi di Ventura. Lui praticamente in questo momento, ecco perché chiedeva Koulibaly, sì, lui chiedeva voleva Koulibaly, ma dalle notizie in mio possesso non si muove da Udine, esatto. Cioè non andrà in nessuna Quindi, parte perché l'Udinese punterà sul ragazzo. Volevo finire il concetto, se squadre come la Salernitana in questo momento hanno problemi per chiudere il cerchio della rosa, figuriamoci le altre. Io dico bravo a Marchetti, il direttore sportivo del Cittadella, che è un grandissimo direttore sportivo, perché con una cifra, con la cifra che gli viene messa a disposizione come budget più bassa di quella del Cosenza, lo dicevi benissimo prima tu, riesce a fare... Ma perché si muove prima, Franco? Si muove prima, ha un parco giovanile da far paura il Cittadella, perché a livello giovanile ha praticamente una foresteria, dei campi di calcio dove crescono i ragazzi, e poi io volevo fare solo questo passaggio, caro Pier Giorgio. Una volta arrivati ad una certa età li mandano via. L'anno scorso, signori miei, il Pordenone era formato dal 50% di ex giocatori del Cittadella. Se tanto mi dà tanto nel mondo del calcio, e se il Pordenone è arrivato in una finale playoff, una semifinale, vuol dire che qualcosa il Cittadella fa. Bravo Marchetti. Sì, sono d'accordissimo. Andiamo avanti. Pasquale Fusaro, che salutiamo, un nostro tifoso che ci segue con sempre, estrema ed assidua attenzione e presenza. Pier Giorgio, abbiamo novità per quanto riguarda gli ingressi dei tifosi allo stadio?
Guarda, Per sabato, leggevo niente. prima, sì, bravo, come diceva Franco, per sabato sicuramente nulla, anche se qualche squadra di B, leggevo una news, si stanno industriando per almeno aprire a questi famosi 1000, però per sabato sicuramente non ci è arrivato nulla, quindi vediamo se per la prossima partita in casa del Cosenza, anche se leggevo un po' di polemiche social dove molte tifoserie hanno detto o tutti o nessuno, quindi sono dinamiche che non ci voglio entrare, però iniziamo, io dico, iniziamo con 1000, poi magari con 2000, con 3000. E sui 1000 ti pongo la domanda successiva che viaggia a braccetto con la prima. In questi 1000 includiamo o escludiamo gli abbonati? Avranno un diritto di prelazione? È quello il discorso che deve decidere la società. Io non ci metto bocca su questa cosa perché sono a inviti, cioè il Milan ha fatto un Al primo posto ci sono gli sponsor. Sì, bravo. Allora, si parla del 25-30%, lo abbiamo detto prima, si aspetta solo ed esclusivamente in questi giorni, praticamente quindi nella giornata di venerdì, l'ok del Comitato Tecnico Scientifico, ci sarà poi un DPCM che sarà riveduto e corretto dal Ministro Spadafora, si parla del 25-30% per la settimana che parte dal 3 a 4, il weekend diciamo, Sì. 3-4 ottobre 2020, dovrebbe entrare, dicevo, il 25-30% della capienza di ogni singolo stadio, lo stadio di Cosenza va dai 20 ai 24.000, il conto è fatto così a volo, 3x2, 6 dai 5 ai 6.000 spettatori. Al primo posto gli sponsor, inviti, riguardano le personalità eccetera eccetera istituzionali e poi tutto il resto online. Non ci saranno abbonati per quel che mi riguarda come Corriere dello Sport. Sì, E come come diceva Teleuropa. Franco, aggiungo a quello che ha detto Franco, da qui a breve lo stadio San Vito Marulla potrebbe essere aperto almeno per 3.000-4.000 Esatto. spettatori, cioè 1.000 in ogni settore, dai, se è così Tutti magari online. 1.000 in curva nord, 1.000 in tribuna, 1.000 in curva sud, cioè nel senso almeno per il distanziamento. Io dico che per la prossima partita in casa, che sarà proprio il Cittadella, perché Cosenza giocherà sabato alle 14 contro la Virtus Entella, poi dovrà andare l'altro sabato con inizio alle ore 16:15 a Ferrara contro la Spal, poi ritornerà a giocare in casa contro il Cittadella e di questo aspettiamo l'orario, perché è uscito l'orario solamente per le prime 2 partite. Quindi col Cittadella io penso che un po' di gente allo stadio ci sarà. Volevo concludere solo il discorso dicendo che ho apprezzato molto quello che ha fatto il Milan, cioè per non creare polemiche con i tifosi e con gli abbonati, il Milan ha fatto entrare nella partita vinta in casa col Bologna 1.000 tra infermieri e addetti appunto agli ospedali. Cioè, è stata un'iniziativa bella perché ha dato la possibilità a 1.000 persone che durante questi mesi durissimi hanno combattuto in prima linea di entrare lì allo stadio. E io, Franco, Siamo nei minuti finali. Mi permetto di dare una notizia importante. Prego. Non dimentichiamo che giovedì 24 settembre alle ore 18, come possiamo vedere dalla locandina che la regia ha mandato in sovraimpressione, ci sarà la presentazione ufficiale della squadra stagione sportiva 2020-2021. Questo sarà il calcio 5 del Cosenza, il pirossigeno mi pare, no? Esatto, la pirossigeno. esatto, Salutiamo anche... il collega Renzo Andropoli che l'ha detto stampa della pirossigeno, in bocca al lupo per il prossimo campionato. È uscito anche l'arbitro della partita del Cosenza? Sì. È uscito anche l'arbitro e la sezione dell'AIA ha reso noto le designazioni arbitrali relativi ovviamente alla prima giornata d'andata del campionato di Serie B KT. Per quanto riguarda Cosenza Entella avremo il Luzzi di Morfetta che conosciamo abbastanza bene, e sono 6 se non erro i precedenti del fischietto pugliese con i lupi, quindi insomma dovrebbe essere... L'ultimo è stato quello più recente, è stata la vittoria del Cosenza 5-1 contro l'Empoli. Esatto. Fuori casa, sì. E precedentemente purtroppo la sconfitta in casa contro il Pescara per 2-1, sì, è vero, ce la ricordiamo tutti. È vero. Non mi sembra un arbitro granché, vedremo se quest'anno, anche perché 15 sono stati messi da parte. Io ho seguito il discorso che si è svolto ultimamente a Tivoli, 15 assistenti o guardaline, come dir si voglia, siccome non hanno superato i test, momentaneamente sono stati messi da parte perché hanno sbagliato più del dovuto nelle domande praticamente che hanno fatto i vari Rocchi, eccetera, eccetera, che erano deputati. Quindi 15 guardaline al momento sono in calcio d'angolo, sono stati messi da parte per essere ripescati nel momento in cui supereranno i test. Ok? Questo è per quanto riguarda l'AIA. Puoi andare avanti. Come messaggi ce ne sono veramente tantissimi. Mentre
noi abbiamo faticato, Franco, questa è una puntualizzazione forse rispetto a quanto detto in precedenza, mentre noi abbiamo faticato per riportare Balulì, Cogne a Cosenza, il Venezia prende Forte, la SPAL prende Esposito e il Pordenone Diav, la Salernitana come sappiamo Tutino, insomma. Che messaggio vogliamo lanciare, Franco? Vogliamo dare un messaggio direi che queste un messaggio società comunque evidentemente positivo. hanno un budget sicuramente Certo. superiore al Cosenza, ma non di poco, di tanto, veramente tanto, perché a Venezia c'era Tacopina, poi Venezia, voglio dire, insomma, ha uno spessore completamente diverso rispetto al discorso Cosenza e di conseguenza anche le altre società che la SPAL ha preso, signori miei, 15 milioni di euro di paracadute, se lo può permettere un giocatore importante come Esposito, no? Certo, Ecco, certo. a Venezia hanno fatto uno sforzo importante sicuramente per Forte della Juve Stabia, costato mi pare Pier Giorgio un milione di euro. Un milione di euro. Un Poi milione di l'altra euro chi era? tondo. Parlava anche della Salernitana su Tutino. Sì, parlava ovviamente Vabbè, della Salernitana su Tutino. La Salernitana lo sappiamo, perché poi Tutino, signori miei, ve lo anticipo adesso, probabilmente finirà, se andrà in doppia cifra, nella Lazio col discorso sempre della plusvalenza. Dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere, Franco. Siamo arrivati sì. anche alla fine di questa trasmissione, ha visto che bel ping pong che abbiamo fatto, io ringrazio Pier Giorgio Giorno, e ringrazio quelli che sono intervenuti anche con noi telefonicamente, Danilo Pagni che ci ha dato la notizia di questo giocatore finlandese, sul quale mi pare che sia finlandese, no? Finlandese, sul quale è interessato appunto il Cosenza, sembra interessato. Poi ringraziamo anche da Crotone la nostra amica Claudia Berlingeri, Attilio Malena, così come Rocco Calandruccio. Grazie naturalmente a Vincenza Gallo, la nostra compagna di viaggio e d'avventura. Grazie a te, Franco, sei sempre gentilissimo, e grazie a tutti voi che ci seguite. Io vorrei ricordare in chiusura che lunedì ripartirà il replay alle 15 e con me ci sarà Stella Battaglia, che salutiamo cordialmente. Arrivederci, alla prossima!